Cosa ti ha portato a voler riaprire, a voler rimanere qui? Allora, il mio ultimo ricordo di Quirin è molto importante per me, il negozio, vivere il nostro sogno. Poco più di 3 mesi fa la frana le ha portato via tutto: la casa, l'attività, il compagno, Quirin, morto sotto le macerie nel tentativo di salvare la vicina di casa, Guerrina. La vita ha picchiato durissimo su Jessica, senza però riuscire a distruggere speranza e coraggio. È incredibile la sua forza di ripartire da qui, da Brazzano, il luogo del cuore che avevano scelto per costruirsi una vita insieme, avviando meno di un anno fa il sogno della bottega di paese che ora riapre. Il cuore è distrutto, sicuramente. La testa è sempre in giro con le immagini della notte e sì, è molto difficile, molto pesante. Sei mai tornata vicino alla frana? Sì, ma non è facile da andare a vedere, ma sì, sono stata una volta. Sì. Sei arrabbiata con qualcuno per quello che ti è successo? Non ho senso da andare arrabbiata per questo, no. Il suo cappellino appeso dietro al bancone, i prodotti bavaresi che amava far conoscere ai compaesani di Brazzano, tutto parla di Quirin nella bottega Buon Sapore e anche fuori dalla bottega. A pochi metri la panchina sempre ricolma di fiori e messaggi vicino alla foto dell'abbraccio a Guerrina. Sopra lo squarcio della frana che ha segnato per sempre la comunità, una comunità che si è unita sostenendo chi ha perso tutto. Una comunità senza parole, è sempre vicino e con cuore, sì, affetto. Forse anche per questo, no? Hai deciso di andare avanti qui? Sì, sì. Se qualcuno volesse ancora darti una mano, c'è qualcosa che si può fare ancora per aiutarti? Sempre andare adesso in negozio, parlare insieme, beviamo una birra insieme o qualcosa, e, sì, sempre un po' di compagnia e da stare insieme è molto importante e aiuta molto. Che cosa c'è di Quirin qui dentro? Allora abbiamo qualche prodotti bavaresi, molto importante la birra tedesca, è un'azienda dove lui è nato. E lui è piaciuto tanto e anche qualche prodotti come senape dolce e würste, le leva, che per lui era molto importante e sì, anche a me piace molto questo, devo andare avanti con questo.